Buongiorno, buongiorno a tutti. Iniziamo con un bel sorriso. Sorridiamo con il viso, sorridiamo con il cuore. E poi iniziamo anche con delle belle respirazioni. Inspiriamo energia, forza, espiriamo tutto quello che ci disturba, tutto quello che ci appesantisce. Inspiro, su, cerchiamo di far scendere il respiro fino in fondo. Espiriamo luce, inspiriamo il sole, espiriamo, buttiamo fuori tutto quello che non ci fa star bene. Ancora una volta, inspiriamo a pieni polmoni, cerchiamo di far scendere il respiro giù fino in fondo e buttiamo fuori tutto completamente. Un bel soffio forte, lo facciamo ancora una volta, inspiro, dentro l'aria, fuori con un bel soffio forte. Bene, rilassiamo. Adesso appoggiamo le mani sull'addome e lasciamo il respiro spontaneo, non lo forziamo più, lasciamo che si muova col suo ritmo naturale e lo ascoltiamo. Sentiamo che c'è un movimento leggero nell'addome, l'addome che si espande quando il respiro entra, che si contrae quando il respiro esce, senza forzare. Ascoltare il respiro ci porta in uno stato di calma, di quiete, di equilibrio. Bene. Adesso sciogliamo un po' di tensione dalle cervicali. Inspiro, espirando fletto la testa in avanti. Torno al centro portando dentro l'aria, indietro la testa, fuori l'aria, distendo completamente la gola. Ancora. Inspiro, espiro. Inspiro al centro, espiro indietro la testa e ritorno. Adesso flettiamo la testa in avanti, disegniamo dei cerchi nell'aria con un movimento lento, morbido. Piano, senza fretta. Ascoltiamo come si muove la testa, come si muove il collo e poi nell'altra direzione. Tutto con leggerezza. Pensiamo sempre che la nostra testa sia una piccola nuvola dorata. La muoviamo con attenzione. Bene, rilassiamo. Adesso portiamo le mani alle spalle. Disegniamo dei cerchi nell'aria con i gomiti, più ampi possibile, cercando di far muovere bene tutta la muscolatura delle spalle. Ancora ampio il movimento. Nell'altra direzione. E ancora un cerchio. Va bene. Rilassiamo, distendiamo. Ascoltiamo, mettiamo le spalle larghe, aperte, le facciamo scendere lontano dalle orecchie. Cerchiamo di rilassarle completamente, aprire bene lo spazio nella schiena, aprire bene lo spazio nel torace. Adesso portiamo un braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene verso l'alto, apriamo e chiudiamo con forza le dita delle mani. Ancora, ancora, facciamo lavorare bene tutta la muscolatura del braccio. Poi rilassiamo.
Abbandoniamo completamente tutte e due le braccia, ascoltiamo, sentiamo la differenza tra un braccio e l'altro. Sentiamo che forse ci sono i muscoli del braccio un po' affaticati, lasciamo che si riposino. Ascoltiamo le sensazioni. Cerchiamo di essere attenti, presenti, non lasciare scappare via la mente, non ingombrare la mente con 1000 pensieri. Poi sull'altro braccio apro, chiudo con forza. Ancora e rilasso. Abbandono il braccio, ascolto ancora, sempre tenendo le spalle bene aperte e non facciamo questo. Diritta la colonna, spalle bene aperte ma senza tensioni. Adesso inspirando dentro il respiro portiamo tutte e due le braccia verso l'alto. Espirando solleviamo un po' una gamba, intrecciamo le mani sul ginocchio e portiamo la testa verso il ginocchio. Poi inspiro, su ancora, ma allungo bene verso l'alto. Espirando abbandono le braccia. Sulle braccia, dentro il respiro. Fuori il respiro, sollevo l'altra gamba, incurvo le spalle, porto la fronte verso il ginocchio. Dove arriva va bene, non ha importanza. Inspiro su, allungo bene verso l'alto, espiro, abbandono. Lo facciamo ancora una volta. Inspiro, allungo bene verso l'alto, espiro su il ginocchio, fronte al ginocchio, incurvo la schiena, le spalle, inspiro, su, allungo verso l'alto, espirando abbandono le braccia. Inspiro, espiro, sull'altra gamba, chiudo, inspiro, apro, allungo, espiro. Abbandono le braccia, spalle bene aperte, rilasso e ascolto. E adesso inclino piano la testa da una spalla all'altra, sempre con un movimento leggero. Ci fermiamo. Adesso facciamo questo. Chiudiamo le mani, stringiamo i pugni e poi picchiettiamo un po' il nostro corpo. Picchiettiamo bene il torace, l'addome. Risaliamo ancora il torace, un po' il collo, la gola e poi rilassiamo completamente, rilassiamo completamente, ascoltiamo, cerchiamo di percepire tutte le sensazioni che si muovono sulla nostra pelle, sentiamo come sono piacevoli, è come se passassero delle piccole onde, delle piccole carezze sulla pelle. Ascoltiamo, ascoltiamo ancora, senza distrarci. Il nostro corpo può regalarci un'infinità di sensazioni piacevoli. E adesso portiamo le mani alle spalle, le facciamo scivolare sulle braccia, dalle spalle fino ai polsi, cercando di premere un po' con le mani. E ci fermiamo, abbandoniamo le braccia, adesso ascoltiamo tutto quello che si muove sulla pelle delle braccia e anche all'interno delle braccia. Cerchiamo di percepire che ci sono movimenti sottili di energia, energia che scorre sulle braccia e dentro le braccia.
Bene. Adesso immaginiamo di indossare una maglietta stretta, molto stretta e bagnata, e dobbiamo togliercela. Facciamo un po' di fatica per togliercela perché ci stringe, e allora cerchiamo di far lavorare i muscoli delle spalle, delle braccia e via. Lo facciamo ancora e immaginiamo anche di toglierci tutto quello che ci chiude, che ci preme, che ci stringe, che ci opprime, tutto quello che ci dà fastidio, che non sentiamo volentieri, e ce ne liberiamo, via. Ancora una volta, facciamo salire la maglietta, facciamo salire tutto quello che ci disturba, che ci dà fastidio, e via, ce ne liberiamo, lo buttiamo via e rilassiamo. Teniamo ancora le spalle bene aperte, tutto il corpo rilassato. Adesso portiamo le braccia in avanti, le incrociamo, le apriamo, le allunghiamo lontano, 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 le abbandoniamo. Ancora in avanti, incrocio, apro, una bella inspirazione profonda dentro il respiro e abbandono. Lo facciamo ancora una volta, incrocio, apro, allungo, inspiro dentro il respiro fino in fondo e rilasso. Distendiamo. Adesso con il mento disegniamo delle piccole V nell'aria, lentamente, su e giù il mento. Immaginiamo di avere un pennarello sul mento e questo pennarello disegna delle V nell'aria, la lettera V. E poi ci fermiamo. Adesso intrecciamo le dita delle mani. Portiamo le mani intrecciate dietro la nuca. Allarghiamo bene i gomiti. Dentro l'aria, fuori l'aria, ruoto, faccio scendere la testa, abbandono un po' le braccia sulla testa in modo che si allunghino bene le cervicali, torno al centro, dentro l'aria, allargo bene, ruoto nell'altra direzione, fuori l'aria. Ancora, apro, ruoto, inspiro, dentro l'aria, espiro, fuori l'aria. E ritorno. Teniamo un attimo questa posizione, cerchiamo di avvicinare bene bene le scapole, poi sciolgo, braccia in avanti, intreccio le dita delle mani, allungo bene le braccia in avanti tenendo le spalle lontano dalle orecchie. Teniamo un attimo questo allungamento, sentiamo come si apre bene lo spazio tra le scapole che abbiamo chiuso nella posizione precedente. Teniamo ancora l'allungamento e poi rilassiamo, distendiamo. Adesso portiamo le mani ai fianchi, spalle lontano dalle orecchie, disegniamo dei cerchi nell'aria con il tronco, lentamente. Cerchiamo di fare sempre tutto con attenzione, non lasciare entrare pensieri nell'altra direzione.
e ci fermiamo, rilassiamo. Accavalliamo una gamba sopra l'altra. Portiamo la mano all'esterno del ginocchio, dentro il respiro, fuori il respiro. Ruoto nella direzione della gamba accavallata, sempre le spalle giù, lontano dalle orecchie. Rimaniamo un attimo nella torsione. Cerchiamo di rilassare, di stendere. Poi lentamente ritorno al centro, tutti i movimenti lenti, controllati. Sciolgo, accavallo l'altra gamba, mano sul ginocchio, la mano del braccio opposto sul ginocchio, dentro il respiro, fuori il respiro. Premiamo un po' con questa mano, ci aiuta a entrare bene nella torsione, senza creare tensioni, tutto rilassato. Poi ritorno al centro, sciolgo, rilasso, ascoltiamo un attimo la schiena, la colonna vertebrale. Poi portiamo un braccio in avanti, chiudiamo il pugno, pollice verso l'alto, portiamo il braccio verso l'alto, seguiamo con lo sguardo la mano, il pollice, poi lo apriamo lateralmente, seguiamo sempre con la mano, con lo sguardo la mano, e poi la portiamo un po' indietro, entriamo ancora un po' nella torsione. La riportiamo in avanti, su verso l'alto, la riportiamo al centro e facciamo scendere il braccio. Rilassiamo, ascoltiamo per un attimo. Poi l'altro braccio. Chiudiamo il pugno sul pollice, su, porto il braccio verso l'alto, seguo con la mano, apro lateralmente e porto indietro il braccio. Riporto il braccio in linea con la spalla, lo porto verso l'alto, lo riporto al centro e faccio scendere il braccio e rilasso. E incliniamo ancora piano la testa da una spalla all'altra. E ci fermiamo. Adesso portiamo i palmi delle mani verso l'alto, le mani appoggiate alle cosce, portiamo tutta l'attenzione alle nostre mani. Ascoltiamo le nostre mani, ci sono le nostre mani e nient'altro, tutta l'attenzione, tutta la consapevolezza, tutto l'ascolto alle nostre mani. Sentiamo che le mani diventano sempre più grandi, sempre più profonde. E immaginiamo di avere due sfere luminose sui palmi delle nostre mani. Le mani piene di luce. E poi lentamente le portiamo sopra il capo, portiamo a contatto la punta delle dita e piano piano facciamo scendere le mani ai lati del viso. Immaginiamo di disegnare una grande goccia di luce tutti intorno al nostro viso e i polsi si uniscono sotto il mento, le mani circondano il viso ma senza toccarlo, lasciamo un piccolo spazio dove possa circolare l'energia, la luce e vediamo il nostro viso come in uno specchio,
avvolto nella luce, un viso sereno, radioso, pieno di pace e di tranquillità. Poi lentamente abbassiamo le mani. Sentiamo che c'è ancora luce tutto intorno al nostro viso e c'è luce anche nel cuore. Adesso appoggiamo un attimo le mani sul cuore e immaginiamo di avvolgere nella luce e riempire di luce il nostro cuore. E poi abbassiamo le braccia, cerchiamo di mantenerla, questa luce dentro di noi. Cerchiamo di mantenere questo sorriso e questa serenità. Grazie, la lezione di yoga è terminata, auguro una buona giornata e tanta serenità a tutti.